Tutti in attesa dell'arancione, ma prima del cambio di colore previsto per martedì prossimo ci sono Pasqua e Pasquetta alle porte con le regole da rosso, compreso il prefestivo del sabato. Per un Veneto ormai da 3 settimane già in zona rossa cambia ben poco, se non la novità della deroga nazionale per gli spostamenti in case private, così come è accaduto durante le feste di Natale. Il 3, 4 e 5 aprile dunque è consentito andare in un'altra abitazione da parenti o amici, ma solo una volta al giorno e per 2 persone al massimo alla volta. Resta ovviamente la necessità di utilizzare mascherine e distanziamenti per queste visite, tanto più se condite da un pranzo o una cena, quest'ultime comunque sempre sconsigliate. Il coprifuoco scatta sempre alle 22. Possibile inoltre partecipare a cerimonie religiose, sempre nei limiti consentiti dal protocollo, in chiese vicine alla propria abitazione. Sì, anche alle passeggiate, ma solo nei pressi del domicilio. Possibile spostarsi nelle seconde case, ma solo per il nucleo familiare. Sì, infine, ai viaggi all'estero, tema di proteste e dibattito in questi giorni, seguendo comunque i protocolli indicati. Nessuna variazione per ciò che non si può fare, resta tutto come nella zona rossa normale, dal divieto di spostamenti tra regioni, tranne per urgenze, ai bar e ristoranti chiusi, al divieto di picnic o gite in spiaggia che possono creare assembramenti. Ultimo tassello, gli esercizi commerciali aperti tradizionalmente in zona rossa. Sabato 3 aprile, serrande super ipermercati, supermercati, discount, ma anche edicole, tabaccaie, librerie, farmacie e parafarmacie, negozi di computer, elettronica, elettrodomestici, ferramenta, negozi di biancheria e di giocattoli, ma anche vivai. Aperte anche le pompe di benzina. Il giorno di Pasqua, domenica 4 aprile, sono aperte solo farmacie ed edicole. Possono restare aperte anche le tabaccherie. Chiusi invece tutti i supermercati. Il giorno di Pasquetta, lunedì 5 aprile, infine, alcuni gruppi della grande distribuzione saranno aperti.